come l'open source può diventare economia reale con ricadute concrete sul territorio. È già economia reale e poco conosciuta, poco utilizzata, perché il nostro digitale sconta un ritardo sia culturale sia infrastrutturale. Però questo è il digitale, diciamo, più avanzato perché è collaborativo, meno costoso e consente di personalizzare i prodotti a misura di cliente, soprattutto delle piccole e medie imprese, ma anche dei comuni che stanno utilizzando queste risorse perché costano molto meno e sono proprio abiti cuciti su misura. Oggi l'innovazione è l'unica cosa che ci può portare fuori dalla crisi. Le aziende che innovano, che esportano, che utilizzano il Made in Italy come chiave di successo per vendere, sono le uniche aziende che sopravvivono. Quindi innovazione e innovazione digitale. Qual è la chiave per un'azienda per diventare davvero innovatrice sul territorio? Probabilmente puntare molto sui giovani, sulle nuove generazioni che sono native digitali, quindi sono nate in un mondo nuovo che gli over 65 che comunque cerchiamo di acculturare con dei percorsi formativi magari non conoscono così bene, i più giovani li conoscono perché ci sono nati dentro. L'idea è quella di far capire che come nel livello universitario la conoscenza nei secoli si è sempre tramandata sommando i contributi di tutti anziché chiuderli con brevetti o cose del genere, anche in un momento di crisi come questo il fatto di lavorare assieme, di mettere assieme risorse di persone che ottengono, diciamo, ognuno una parte del risultato e poi le sommano, le pubblicano e le rendono disponibili a tutti, questo dovrebbe essere un modo migliore e più ecologico per proseguire.